Direttore Giorgio Gagliardi, e allora il 2021 rivede nuovamente il Job Day. Come si svolgerà? Quest'anno sarà un'edizione, come molte delle attività associative, interamente in digitale e pertanto ogni azienda non avrà a disposizione una postazione fisica, ma una vera e propria stanza virtuale nella quale potrà incontrare 25 candidati che risponderanno ai requisiti e alle necessità ricercate dall'azienda. Quindi praticamente ci sarà l'incontro lo stesso, il colloquio con il potenziale lavoratore verrà ugualmente, solo a distanza. Assolutamente sì, sarà tutto virtuale, ma certamente non verrà meno il principio di incontro di domanda e offerta. La partenza anticipata nel mese di febbraio garantirà certamente l'opportunità di incontrare candidati molto qualificati e altamente rispondenti alle necessità delle aziende del territorio. Ecco, ricordiamo l'anno scorso, quando si stava organizzando in presenza il Job Day, quello del 17 febbraio, poi annullato per l'emergenza sanitaria, che si iscrissero oltre 1000 lavoratori o comunque potenziali lavoratori delle strutture di Jesolo. Questo sistema di incontro a distanza potrebbe addirittura andare ancora meglio. Certamente ce lo auguriamo, ci sono buone possibilità che ci siano oltre 1000 candidati quest'anno. Ovviamente, mi ripeto, la partenza anticipata e quindi un'edizione di febbraio, a metà febbraio, certamente garantirà un afflusso, seppur virtuale, di molti potenziali candidati e non possiamo dimenticare che la stagione invernale, che purtroppo è notizia recentissima, non si svolgerà, certamente metterà sul mercato un numero maggiore di potenziali lavoratori. Ecco, Associazione Isolana Albergatore che non farà tutto questo naturalmente da sola, ma si è affidata ancora una volta a un'agenzia specializzata nel reclutamento, definiamolo così, del personale. Una vera e propria eccellenza del territorio guidata dal professor Galeazzi. Soluzione Lavoro Turismo è un partner ormai abituale dell'associazione che certamente dà soddisfazione a tutte quante le imprese del territorio. Ricerca di professionalità, direttore, è ancora una volta per sottolineare come diciamo, il personale, la professionalità sia uno degli elementi fondanti di una buona riuscita di una stagione. La qualità dell'offerta della ricettività turistica del nostro territorio passa certamente dalle capacità degli imprenditori anche nella scelta di personale adeguato e sempre rispondente alle aspettative sempre più raffinate dei nostri clienti e dei nostri ospiti.